Va ora in onda Incontro con, diretto da Carmen Morandin. Buongiorno a tutti, dagli studi di Radio Conegliano Veneto Globo, Carmen Morandin vi auguro una buona giornata. Oggi ho il piacere di avere qui con me Alex e Andrea Parrucchieri. Buongiorno. E finalmente, donne, parliamo di hair stylist. Ok. Buongiorno allora, Carmen, buongiorno. Tu Buongiorno sei a tutti, Andrea. io sono Andrea. Buongiorno Carmen. E tu sei Alex. Buongiorno donne, io sono Alex. Allora, oggi con voi parleremo di colori di tendenza. Chi di voi mi vuole rispondere? Beh, parto io. Quindi i colori di tendenza in questo momento, quello che, quindi definiamo che la tendenza è quella parte di nicchia dove si vede poco ma che sta prendendo piede, è il color browns, ovvero castano intenso con mescolanze di rosso che vanno a intersecarsi tra di loro nella capigliatura, ed è bello perché è adatto a tutto tipo di donne, perché il rosso varia dal mogano al rame, quindi in base a un incarnato chiaro, occhi chiari, si va più sulle sfumature rame, mentre di incarnati più scuri, occhi più scuri, si tende al mogano. Quindi il risultato è molto brillante, molto intenso, dura anche molto più nel tempo perché sono pigmenti più duraturi. In più viene fatto con una tecnica molto personalizzata che prende spunto dal make-up, che si chiama tecnica strobing, ed non è altro che questi punti luce che vanno nella luce del volto, quindi riprende la luce solare e va ad evidenziare il mento, il naso, la bocca, gli zigomi. Ad esempio, se ho un zigomo ben pronunciato, dovrò mascherarlo con un colore un po' più scuro, quindi sarà il castano a forma di contorno. Se voglio evidenziare un naso che ha bisogno di più importanza, sarà questo mio rame o questo mogano che andrà a dargli sviluppo a tutto il mio viso. E poi si allunga da metà lunghezza alle punte con questi colori molto vibranti. Se posso permettermi ancora, Carmen, invece non dimentichiamo le bionde, perché il bionde secondo me è un stato di vivere, cioè un modo di vivere, quindi ok, infatti non si può, sì, c'è stato l'evento del color bronze, quindi un po' scurite, però comunque una bionda si sente bionda. E c'è anche una novità per loro, quindi il biondo pesca, ha questa vibrazione di un po' rosato, molto leggera, che dà dei riflessi freddi e allo stesso tempo caldi, sabbiati. Quindi abbiamo bisogno di un fondo molto chiaro per depositare questa nuova nuance che ha veramente degli effetti. Anche questo si può, sempre con la stessa tecnica, evidenziare dei punti o metterle sulle lunghezze. Molto bello questo. E a questo punto mi rivolgo a Alex. E i tagli? I tagli come sono? Allora, i tagli, le nuove proposte per il 2016 spaziano tantissimo. Perché noi teniamo molto alla personalizzazione delle nostre clienti e come vedo anche su di te Carmen, che sei una donna decisa, lo capisco dal tuo abbigliamento, dal tuo look, dal tuo capello, e quindi se io avessi davanti a me una donna come te, anche dall'età il mio, la mia consulenza vedrà in te una donna decisa, che sa il fatto suo e che ha voglia di grinta, quindi un taglio corto ti sta benissimo, un colore bello deciso e come diceva Andrea tu sei proprio bionda, che va tantissimo abbinato a un capello argento o a delle sfumature anche lilla o color pesca come diceva Andrea. Spazia tantissimo il taglio di capelli sulla donna perché appunto va personalizzato. Quindi abbiamo il taglio corto, plurivisto, però tenendo un po' di più sofficità sul viso, perché va proprio disegnato a seconda del viso che abbiamo. Abbiamo il ritorno del bob che ci accompagnerà per tutto il 2016 con una variante fantastica, sarà più soffice, sarà tutto scalato e consentirà alla donna di asciugarsi i capelli con molta praticità. E questa è sempre una buona cosa. Sì, la praticità per noi è la cosa essenziale.
perché noi ci teniamo che la donna quando esce da noi, il giorno dopo deve risvegliarsi, deve uscire, ha una vita e deve essere sempre, sentirsi capello suo. Beh, in effetti quando vengono da voi e vogliono determinati tagli che vedono nelle attrici e cose, quelle che hanno sempre prima di apparire il parrucchiere, il truccatore, lo so, la cosa fondamentale è proprio questo, un taglio che al mattino quando una si sveglia e deve andare a lavorare stia in ordine, sicuramente. Infatti il bob, scusami sì? se No. con altre due cose riguardanti il taglio. Il bob è un taglio che viene personalizzato benissimo per due semplici fattori, che la lunghezza determina il risultato che voglio ottenere sulla mia persona. Quindi nel caso di un visetto magro mi terrò una lunghezza sul mento che mi darà un po' più spessore al viso, o viceversa se ho un viso un po' più rotondeggiante, paffutello, con un collo alto, me lo abbasso, e quindi è questo il vero passepartout del 2016. Bene, ma voi da quanto tempo avete il negozio? Mi pare che è vicino all'ingresso di Conegliano, arrivando dalla parte di Susegana, Sì, vero? nella zona Ferrara per la precisione. Noi siamo insieme da 10 anni, anzi a maggio, al 6 maggio facciamo 10 anni. Bene. Ci siamo conosciuti in un'esperienza lavorativa che abbiamo fatto insieme e poi abbiamo deciso di partire con questa avventura. I primi tempi è stata un po' dura anche nel capirsi tra di noi, però... Come sempre. esatto. Però siamo ancora insieme e siamo contenti di esserlo, perché secondo noi il team più teste fanno la differenza, quindi ti aiutano nei periodi più duri, ti confortano, ma hai anche delle idee da sviluppare insieme. Infatti grazie a noi abbiamo sviluppato anche due bravi ragazzi che sono con noi, Mara e Matteo, e quindi il team si sta allargando sempre di più e siamo contenti di questa cosa. Siamo una grande famiglia ormai. Bene, bene, e questo è importante perché ci vuole coesione, ci vuole sostegno, confronto per portare avanti qualsiasi tipo di attività. Perché le esigenze sono sempre maggiori e in ogni genere. Visto che voi ormai siete insieme da 10 anni, ditemi un po', le clienti di 10 anni fa rispetto alle clienti di oggi, che differenze dimostrano? Cioè sono più documentate, vogliono qualcosa? Raccontatemi un po'. Allora, le donne del giorno d'oggi sono completamente diverse, perché innanzitutto hanno internet e tante volte, se non stiamo attenti, sanno più cose loro di noi, e quindi noi dobbiamo essere professionali e sapere tutto ancora prima, quindi seguire nuove tendenze, colorazioni e varie sfumature che ci sono nell'ambito lavorativo, per essere pronti poi a loro. Una cosa mi sono sempre chiesto, che è come mai una donna adesso sa tutto ciò rispetto a una volta? Secondo me è stata più di una volta segnata da un parrucchiere che o gli ha tagliato troppo i capelli o gli ha colorato in maniera diversa da quello che voleva. E quindi cosa abbiamo constatato io e Andrea? Una buona consulenza, quindi tenerci 10, 15, 20 minuti. Quello che ti serve per capire le esigenze della nostra cliente è indispensabile per avere un risultato il più possibile simile e coerente tra le parti, stabilire un progetto insieme e essere sereni, perché poi la cliente deve vivere, il nostro ospite deve vivere un momento di relax quando entra da noi, non deve avere la paura di come uscirò, e è una cosa che ho constatato in tante persone. Ma tu dici bene, appunto, condividere il dialogo con la cliente, quello che in qualsiasi professione, dal medico al truccatore, al parrucchiere, a tutti devono confrontarsi con la cliente sicuramente e avere un buon dialogo. Difatti si dice che per esempio nell'ambito medico un buon dialogo tra paziente e medico è già metà della medicina. Ok. Adesso abbiamo saputo tutte le cose che vengono fatte in negozio, però ci sono poi i momenti a casa, perché ognuna di noi poi si lava i capelli anche a casa,
Cosa ci consigliate quando ci laviamo i capelli noi? Questo è un altro punto che noi abbiamo sviluppato in negozio e ci siamo chiesti, ok, il nostro cliente esce da qua bella, però a casa, cioè, perché dopo un po' un colore sbiadisce, un taglio cresce, ma anche per tutti i giorni una nostra ospite deve essere sempre presentabile, anche perché la vita è fatta da tanti impegni, dal lavoro, l'asilo, riunioni, quindi deve essere sempre abbastanza in ordine. E noi come filosofia consigliamo sempre, ovviamente nel nostro caso, i nostri prodotti a casa, perché crediamo in quello che usiamo, che va appunto da una buona detersione a un ottimo condizionamento, che è il massimo di idratazione, e a un styling, quindi a definire la forma che devo dare. Poi grazie ai tagli che in questo periodo, in questo momento storico, sono più facili da gestire perché hanno delle disconnessioni tra di loro, quindi è più facile e anche vanno queste onde morbide. Quindi una casa è molto facile, però deve usare i prodotti giusti, quindi lo shampoo, il condizionatore e il modellante. Che lo ripeto ancora perché noi facciamo una testa tanta ai nostri clienti, ma poi si rendono conto una volta che usate che c'è la differenza. Magari una è scettica, a volte c'è anche il discorso, non so, della spesa, perché in questo periodo si va incontro un po' a tante situazioni, però se uno ci tiene a essere in ordine e non deve faticare a farsi i capelli, ci sono bisogno di queste 3 fasi a casa, insomma. Quindi shampoo, balsamo e poi cosa hai detto? Modellante. Modellante. Il modellante Che tiene praticamente la piega. Tiene la piega, oppure per un capello c'è un anticrespo, con un capello come il tuo lo tiene più morbido, più lucido, lo tiene i volumi più bassi, e quindi anche se come oggi c'è una bella giornata fuori, però il clima è un po' più elettrico, si tende a essere più bassi i capelli. Ho capito. Bene, oggi ho scoperto il modellante che non sapevo. Sì. E adesso veniamo alle signore come me, quelle che hanno i capelli che hanno preso così un colore un po' più chiaro, diciamo. Cosa consigliate a quelle come me? Perché anche il capello così, quando comincia a imbiancare, diventa difficile da gestire. Diventa difficile da gestire perché lo vogliamo sempre lucido, noi vogliamo sempre dei bei capelli e quindi qui devi affidarti al parrucchiere che sa consigliarti un effetto più, nel tuo caso, freddo, quindi togliere eventuali riflessature dorate che possono cadere nel tempo, un bel taglio corto e ben definito, che magari va più curato rispetto a un colore, a un capello che è stato colorato. Però la grinta in questo caso la dà la forma del taglio valorizzato dal colore, che nel caso, prendo sempre te come esempio, di una persona che usa determinati colori freddi, si può giocare per avere delle sfumature sempre più fredde nel capello, o nel caso di un incarnato un po' più scuro con delle sfumature più dorate, giocare anche lì con una colorazione un po' più calda, sempre da tenerla maggiormente più chiara, e per non avere e ritornare al discorso di fare il colore, di avere ricrescite, ma di avere un colore che nel tempo duri, lucido, brillante, ma senza più necessità e stress, perché penso che sia anche una vostra esigenza non ritornare più al colore come lo eravate già. E se per esempio una signora non volesse fare nulla, proprio lasciare i suoi capelli così, io so, mi pare che esistono shampoo che impediscono il capello grigio di diventare poi giallognolo, sì. Quindi c'è la possibilità di avere dei bei capelli curati solo con uno shampoo per chi ha i capelli sale e pepe, come si dice? Possibilità in parte, nel senso che esiste il shampoo con dei pigmenti viola, quindi un antigiallo, perché comunque i capelli schiariti naturalmente assorbono qualsiasi tipo di... sono soggetti allo smog, diventano gialli, soggetti al sole, e quindi aiuta a smorzare questo tipo di giallo. È chiaro che non basta, perché comunque ci vuole anche un condizionatore
un balsamo, come ripeto, per renderli lucidi. Quindi i capelli bianchi chiari adesso vanno molto di moda, a me piacciono molto, ma non sono per persone pigre che non hanno più voglia di farsi la crescita, che non hanno più voglia di farsi il colore. Quindi sono persone comunque che ci tengono a curarsi, però si vedono con i suoi capelli naturali. Questo è il consiglio che do, quindi usare sempre shampoo, condizionatore modellante. Il shampoo blu aiuta comunque. Il shampoo blu aiuta. Sì. Bene. È stato veramente un piacere parlare con voi, abbiamo scoperto cose piuttosto interessanti, sì, perché il regista ci sta facendo dei segnacci e quindi dobbiamo chiudere. Io spero però di avervi ancora, magari un po' più avanti, magari venite a portarci le novità. Molto volentieri, sì, grazie. Per me è stata una bellissima esperienza, pensavo che non passasse, invece è passata velocemente e ci ritorneremo sicuramente. Molto volentieri. Ok, io vi ringrazio, saluto i nostri telespettatori e saluto Alex e Andrea. Saluti a tutti e grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Avete ascoltato Incontro con un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.